Tanto divertimento, ma occhio alla sicurezza. Ringrazio una persona e mezza, due? Dai, Raffaele Due, è padrone dopo... e anche Gino il poliziotto. Sono già io 1,5 più da Gino. 35 anni. Ce lo fa vedere sto Gino? Dobbiamo chiedere alla regia se ci Vabbè, ma mostra. lo può anche prendere, non è che è l'incollato. Regia, riusciamo a... Eccolo lì. Vedi? Da 35 anni 35 ci tiene però compagnia, no? di compagnia, preso lo spazio militare quella volta. Però esce solo il 31 dicembre. Solo insomma, il 31 e quindi fuori dalla bocca, per fare gli auguri ai telespettatori. Allora ogni anno, io sono qua dal 2009 e ogni anno ve lo porto, insomma, a far ecco conoscere. Il primo piano, guardi. Visto? Perfetto, Devo dire che non sente l'età, 35 no, non anni sente l'età, perché è tenuto con una cura particolare. Lei dice che i suoi colleghi invecchiano e lui rimane sempre giovane. Non solo, ma avete visto che 35 anni fa la divisa è quella di oggi? Cioè, incredibile. Parliamo altro, perché questa sera è una serata per fare gli auguri, certo. Non è la serata per fare le polemiche, se non quella di attenzionare, come lei ha preannunciato, di stare molto attenti durante i festeggiamenti, sia per quanto si possa bere, e quindi magari quella sera deve essere qualcun altro a guidare al ritorno della festa, perché deve rimanere una festa, e sia soprattutto per l'utilizzo dei fuochi d'artificio, così chiamati empirici, e che devono essere chiaramente fuochi legali e non comprati a risparmio, ma da persone rivenditori autorizzati, ma soprattutto l'utilizzo, l'uso proprio lo consiglio anche a persone maggiorenni, quindi se avete i bambini accendetelo voi piuttosto che il bambino. I bambini possono andare avanti con lo scintilla e la stella, anche se oggi ho sentito in televisione che sono da utilizzare i fuochi silenziosi, quindi senza esplosione, senza carica esplosiva, ma le cascate, quelle cose. Quindi in qualche città della regione utilizza proprio queste tipologie di fuochi. Però lo fanno anche a tutela, no? Di animali, di persone. Sì, ecco, per magari non andare anche incontro, è vero, certo, a queste situazioni come animalisti. A parte l'inquinamento, il fuoco artificio deve essere il botto, il fuoco artificio deve essere spettacolare. Il problema è che l'utilizzo, anche i fuochi artificio, non è che li fa, bisogna seguire un corso e prendere un patentino, quindi ci devono essere persone idonee. Quelli che chiaramente servono a noi per festeggiare vanno utilizzati da persone maggiorenni. Questo è poco ma sicuro, perché piacerebbe il primo dell'anno e il 2 i giorni a seguire non sentire che nella nostra regione qualcuno ha perso la mano, si è ferito l'occhio, ecco, se non peggio. Quindi deve rimanere una festa, quello del 31. Un anno che, per quanto riguarda il mio sindacato, un anno, chi mi segue è abituato a seguirmi da questi teleschermi, da altri, è un anno in cui le battaglie sono state tante. Abbiamo portato a casa qualche uomo, anche noi, abbiamo portato a casa personale, e soprattutto personale giovane. Ecco, perché gli ultimi che sono arrivati sono ragazzi molto giovani, da 21 anni, 20-21 anni, quindi molto molto giovani. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo ringraziare tutti gli uomini che la sera del 31 lavoreranno, ma non solo nella Polizia di Stato, ma anche nei Carabinieri, i colleghi della Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, tutti gli uomini del comparto sicurezza, tra cui i Vigili del Fuoco, che sicuramente sono lì a darci prontamente il personale del 118, che spero rimanga lì all'interno dell'ospedale. Prima sentivo parlare di problematiche, perché significa che nessuno sta male, nessuno si è fatto male, perché sempre io ricordo le persone che sono ricoverate in ospedale, questo sa che a me è un particolare che sempre ricordo. Certo. Quindi un anno, ripeto, di battaglie che ci ha visto a livello nazionale. Chiaramente avevamo un riordino delle carriere che abbiamo in questi giorni, proprio il 21, definito, dopo tanti anni, dopo tante battaglie, e abbiamo portato a casa la promessa del governo
dello stanziamento di 180 milioni per pagare gli arretrati, e io dico, se sono arretrati significa che i colleghi hanno lavorato per 2018-2017 oltre all'orario di servizio in straordinario gratis fino a oggi, e quindi anche gli operatori della Polizia di Stato che sono in mezzo alla strada e rischiano la vita per la nostra tutela devono essere pagati come chiaramente tutte le persone che lavorano. Certo. Un particolare ringraziamento va chiaramente, saluto ai nostri segretari provinciali che lavorano nel territorio, che hanno partecipato chiaramente con energia a tutte le nostre commissioni, quindi un lavoro anche a livello regionale. Il livello regionale che io dico che deve essere, qui sono presenti uomini della politica stasera, deve essere un lavoro veramente di forza, di unione, perché la sicurezza non ha colore politico, quindi visto che noi abbiamo il problema dei confini, abbiamo il problema dei Balcani, perché di questi arrivi di queste persone che clandestinamente entrano nel nostro territorio, dico, se volete un rinforzo nei confini, bene, dovete far pervenire nella nostra regione più uomini. Certo. Questo è poco. Abbiamo, ripeto, un programma triennale che si concluderà con aprile, ma penso che sia ormai aprile dietro l'angolo e cominciare a lavorare per le modifiche. Un saluto alla redazione che mi ospita, al nostro cavaliere Ruoso che fa parte dei cavalieri, sono cavaliere pure io, caro Ruoso, siamo due cavalieri, a te le Pordenone. Ringraziamento particolare al direttore e alla sua famiglia, e chiaramente salute per tutti. E un saluto devo darlo anche alla famiglia, perché mi dicono ti vediamo più là che qua, e quindi i miei fratelli, mia moglie, insomma i miei parenti che sono a casa. Beh, tutta la famiglia. Ogni tanto si va in televisione, ciao mamma, ciao. Ecco. Allora al 31 è concesso anche questo. Grazie e ci vediamo il prossimo anno. Grazie direttore, grazie a te le Pordenone. Tanti auguri ovviamente anche a Raffaele e a Gino. Raffaele Padrone, stavo per dire anche a Gino il poliziotto. Il prossimo anno arriviamo ai 36 anni, no, di assidua presenza. Tanto insomma godiamoci questo finale d'anno, auguroni insomma anche a tutti gli uomini della polizia e quelli che lavoreranno per noi proprio certo. La sera del 31. Grazie, ci vedremo nel prossimo anno allora. Tutto pronto a Portogruaro per il Capodanno in piazza, musica, divertimento e sicurezza saranno in primo piano.